fitta rappresenta proprio il momento in cui ogni persona può sentire quella classica fitta al cuore, dove per quanto possa vedersi fuori che soffri, solo tu stesso sai esattamente quanto è il dolore, perciò l'osservatore, l'uomo che è sulla riva di questo lago di sangue, che osserva il suo cuore, è il nostro io più interiore che vede realmente la nostra sofferenza nei confronti, diciamo, di quello che ci sta accadendo. La pittura è estremamente terapeutica, probabilmente sono troppo recettivo e una società come quella in cui viviamo, estremamente attiva, soprattutto in negativo per quel che mi riguarda, assorbo troppo e allora i quadri sono, a parte alla fine, dei miei figli in sostanza. Infatti per me è stata difficile, soprattutto all'inizio, espormi al pubblico con i quadri, ma chiunque. Italia è l'altro mio quadro che espongo qui in galleria, è un omaggio al nostro paese, all'Italia. Ho provato a mettere, diciamo, alcuni elementi che lo rendono unico. Ho utilizzato, diciamo, più colori possibili accesi in modo tale da proprio da sottolineare tra le bellezze dell'Italia le così diversità di colori che ha, degli azzurri, dei mari, dei cieli e così via. E ho messo alcuni simboli, diciamo, emblematici. La donna è semplicemente l'Italia stessa. In questo caso ho cercato di rappresentare il quotidiano di ogni persona. Ognuno di noi vive una vita continuamente come se fosse una performance continua, perciò come una ballerina sulle punte su un pezzetto di terra nel vuoto. Se quella punizione divina nei confronti di un uomo, l'uomo che si è appunto incoronato imperatore della terra, fa cadere il suo telefono in questo caso e cerca proprio quasi un abbraccio verso madre natura in questo caso, verso quell'amore perduto che probabilmente è la salvezza in sostanza. Qualunque pittore, a prescindere da quello che vuole rappresentare, vorrebbe solo che qualcuno riuscisse ad ascoltarli tramite, diciamo, la propria opera, gli occhi in questo caso. Dantebus mi ha dato questa grandissima possibilità, mi ha aperto un mondo completamente nuovo e non posso che ringraziare Dantebus e, diciamo, chi collabora e lavora dietro questa grandissima macchina. L'unica cosa che io non controllo nella mia vita è la mia arte, quindi in queste 5 opere che io ho realizzato quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, quindi 2 anni di reclusione, ho dato il meglio, diciamo così, di me, in quanto sono molto giovane, quindi magari la tecnica non è ancora efficace, però penso che sono molto coerente con quello che penso io e sicuramente è un'esperienza che mi aiuta tanto a tirare fuori tantissime cose, tanti sentimenti, tante paure, tante gioie e dolori che ognuno di noi poi nel corso della vita assume, no, dentro di sé, e quindi meno male che c'è la pittura, quindi io con essa riesco benissimo a esprimermi, a buttare giù, cioè proprio mi libero, mi sento proprio un'anima libera, ecco. Liberarmi dalla mia paura, però trasmettere la mia paura anche agli altri, perché tanto la paura è talmente una cosa comune a tutti che è bello condividere la stessa emozione, anche se può trasmettere, no? Può spaventare, può renderci un pochino deboli. Quindi la mia debolezza, la mia paura, però è la mia forza. Quindi mi piace vedere la mia debolezza dipinta, però in realtà mi sento molto meglio quando è fuori e la vedo lì bella colorata, tutta... È magico vedere la mia arte incorniciata in un quadro. Comunque è sempre una bella emozione vedersi
in un posto pieno di colori, in un posto pieno di magia, e la mia arte è la mia magia. Autopsia e fuga dalla pazzia sono sicuramente termini, li definisco molto pesanti, nel senso che il termine di per sé è molto tosto, diciamo così, però io in realtà volevo rendere un po' tutto un gioco, sdrammatizzare quell'emozione che uno può provare di fronte a delle difficoltà. Volevo sdrammatizzare totalmente tutto il termine che io ho usato per intitolare i quadri e renderli, diciamo, questa fuga dalla realtà. Una cosa che vorrei specificare è che io uso sempre le mani, non uso mai il pennello. Io ho abolito il pennello tantissimi anni fa perché mi sentivo molto costretta, quindi con le mani io riesco a entrare dentro al quadro senza sentirmi appunto costretta di usare un materiale e non sentirmi in contatto con il colore. Devo dire grazie soprattutto a questa galleria che mi ha dato il permesso di esporre qua, e spero che condividere la mia arte sarà anche un modo per farmi conoscere al meglio, ecco. Sono molto contenta di essere tornata qui al Dantebus Margutta dopo il luglio dell'anno scorso, in cui avevo esposto un solo quadro. Data l'occasione e l'edizione speciale, questa volta ho deciso di portare 5 quadri legati da una storia comune, che sono le fiabe più famose. Il senso che volevo dare, che volevo raccontare, era quello che non è più tempo di essere principesse. Le principesse che oggi seguono il destino che era stato a loro assegnato possono anche fare una brutta fine. Oggi è importante per una donna invece riuscire a essere felice da sola, realizzarsi da sola, e in quel modo si è anche una principessa, anche se non ce n'è assolutamente bisogno. Credo che sia una bella occasione per far conoscere anche il mio pensiero, oltre alla mia tecnica, che con un quadro solo, come era stato a luglio, forse non era stato fattibile. Io sono di Torino e ho ripreso a dipingere dopo un po' di anni che avevo interrotto, mi ero dedicata alla carriera in pubblicità e adesso quasi esclusivamente dipingo e mi occupo di immagine di altri artisti. Essere qui è una bella occasione, Roma è sempre stupenda e questa volta ho portato anche la mia famiglia e quindi sono contenta di tutti i complimenti che ho ricevuto. Siete stati davvero grandi, grazie. Belle, della Bella e la Bestia, ha una storia particolare, nonostante la bellezza e nonostante abbia scelto di stare con una persona per come era fatta dentro e non fuori, oggi decide di sottoporsi alla chirurgia estetica, perché oggi ci sono dei dogmi e dei dettami che non consentono alle donne di potersi accettare così come sono. A questo punto non mi resta che ringraziare Dantebus Margutta per la grande occasione, sia per quanto riguarda la pittura e sia per quanto riguarda Roma, perché in questo modo siamo riusciti a venire tutti, famiglia compresa, 2 giorni in questa città meravigliosa e speriamo di divertirci molto. Il filo conduttore dei miei quadri è comunque una libertà. Le farfalle sono un simbolo di libertà, un po' per tutti, no? E credo che, vedo che piacciono, sono anche belle da vedere, sono colorate, danno gioia, esprimono tante cose, perché tutti impazziscono per le farfalle. Perché il mio pseudonimo è Memme? È una storia molto molto carina, che praticamente mi porto da quando facevo l'esilo.
tipo all'età di 5 anni, cos'è l'ultimo anno d'esilio? 5 anni penso, no? Mia mamma, la mia dolce mamma che si chiama Anna, ricamava con le sue mani le iniziali in rosso MM, che sono le mie 2 iniziali. Gli altri bambini che non avevano questo vedevano e ripetevano all'infinito M, che ripetuto velocemente è diventato memme. E praticamente me lo porto dietro da 54 anni, tipo da 39. Io e il mio amico Moreno ringraziamo la Galleria Dantebus Margutta in Roma per la loro cortesia, ospitalità e cordialità. Penso che fra un anno forse torneremo, forse, no scherzo, ci siamo trovati molto bene, ringrazio tutti.